Appena terminato il Consiglio Comunale di Cinto Caomaggiore, dove si stava discutendo il bilancio. Matteo Campanerut è il portavoce della Civica Caomaggiore, nonché consigliere comunale. Che cosa è successo questa sera e cosa avete appena firmato davanti al segretario comunale? Dopo la discussione dei punti all'ordine del giorno, che sono stati tutti bocciati dalla lista Caomaggiore e dagli altri consiglieri fuoriusciti dalla maggioranza, ormai ex maggioranza della lista civica del sindaco Querini. Scusa se ti interrompo, tutti quanti gli ordini del giorno sono stati bocciati perché, da quanto ho capito, il sindaco Querini non ha voluto che venisse messa subito, diciamo, in discussione la mozione di sfiducia che voi avete presentato, vero? Noi abbiamo presentato la mozione di sfiducia nei confronti del sindaco Renato Querini e quindi ci aspettavamo delle dimissioni immediate da parte sua, quindi sì. E quindi voi avete votato sempre contrario a tutti quanti gli ordini del giorno presenti, incluso il bilancio. Sì. E poi al termine, diciamo, del Consiglio Comunale cosa avete fatto? Al termine del Consiglio Comunale, non essendo passato nessuno dei punti, visto che il sindaco perpetrava nella sua politica, nella sua azione, e non volendo dare le dimissioni, abbiamo deciso di rassegnare tutti quanti nello stesso momento le dimissioni da consiglieri comunali di Cinto Caomaggiore e quindi far decadere il Consiglio. Voglio sottolineare che questa è la prima volta che accade a Cinto Caomaggiore, quindi si tratta di un momento storico e anche che è stata comunque una decisione sofferta e molto difficile, perché adesso, che però è stata una decisione necessaria, perché dopo 4 anni persi a fare nulla riteniamo necessario dare a Cinto Caomaggiore quello che merita e dare una svolta, iniziare finalmente a lavorare per lasciare un segno a Cinto e avere un target, un punto di lavoro, un indirizzo politico finalmente serio. Vogliamo ricordare chi sono quelli che hanno appena firmato le dimissioni? Certamente, siamo noi 5 consiglieri della lista Caomaggiore, ovvero il sottoscritto Matteo Campanerut, Alessandro Coccolo, Alessandro Moro, Gianluca Falcomer, Fabio Pivetta, più Bagnariol Luigi, che da tempo era fuoriuscito, da 3 anni era fuoriuscito dalla maggioranza. Che era stato anche vice sindaco? Era stato sì, ex sindaco, già sindaco di Cinto Caomaggiore per 2 mandati, i 2 mandati precedenti, e Giulio Sut e la Chetti Sut, l'assessore Chetti Sut, e Michele Pigaffetta, sempre facente parte. Anche lui è assessore? Assessore sia all'agricoltura. Un commento invece sul cartello che è stato esposto al punto prelievi di cui il sindaco si è detto l'autore. Ma io credo, sono anche intervenuto sull'argomento perché credo che sia stata un'azione veramente vergognosa, uno perché porta fuori strada il cittadino. Ci spieghiamo crede... spieghiamo magari per sì, quelli che non hanno seguito la questione, che il cartello riportava in sostanza che il punto prelievi del sangue qui a Cinto Caomaggiore l'avrebbero chiuso dopo 18 anni di funzionamento e 45.000 prestazioni, sostanzialmente a causa dei consiglieri e degli assessori che hanno proposto la mozione di sfiducia, come si creasse un legame tra le due cose. Esattamente, questa è una cosa gravissima. Uno, perché come dicevo non è vero che il punto verrà chiuso, e il sindaco stesso ha ammesso che è lui che per motivi suoi di lavoro non potrà più partecipare, prendere parte attiva a questo centro prelievi, come volesse dire: io sono un sindaco e farò un volontariato in questo centro prelievi solo se rimarrò sindaco. E 2, questo è gravissimo perché si tratta di un vero e proprio ricatto nei confronti dei cintesi, cioè questa mattina mi raccontavano che molti cintesi erano impauriti dal fatto che questo centro potesse chiudere, e questo è intollerabile, cioè seminare zizzania, seminare paura nei cintesi e prestarsi a questi sporchi ricatti che appunto il sindaco ha portato avanti. No, questo noi non lo tolleriamo. Alle prossime amministrative
tu ti ripresenterai come consigliere comunale, cioè tutta la vostra squadra, per intenderci, si ripresenterà di nuovo alle prossime elezioni comunali? Beh, non sappiamo ancora da chi sarà composta la squadra nella sua totalità. Personalmente mi ripresenterò perché pensiamo che questi 4 anni sono stati solamente l'inizio e adesso vogliamo portare finalmente a termine qualche traguardo, perché Cinto merita degli amministratori migliori, degli amministratori che abbiano in mente come e cosa portare avanti a Cinto Camaggiore, che abbiano una tecnica, che abbiano un modello da portare avanti e non degli amministratori che hanno pensato solamente alle spese correnti e abbiano pensato solamente a tirare avanti come quest'ultima maggioranza che purtroppo ha accompagnato Cinto Camaggiore negli ultimi 4 anni. Quindi anche qui a Cinto Camaggiore con l'arrivo del commissario le cose andranno avanti comunque? Beh, le cose in qualche modo andranno avanti, certo, e per certi versi un commissario farà meglio di questo sindaco, ne siamo certi, però adesso speriamo nella prefettura, nel Ministero dell'Interno, che acceleri le procedure, perché vogliamo tornare il prima possibile al voto per salire al governo di Cinto Camaggiore e portare un miglioramento in questo paese. Indicativamente, quando si potrebbe andare a votare qui a Cinto Camaggiore? Questo non dipende da noi, potrebbe essere a ottobre come potrebbe essere anche l'anno prossimo a giugno. Noi speriamo entro 3 mesi di prima possibile, insomma. Assolutamente, perché noi il nostro programma ce l'avevamo in testa da 4 anni e abbiamo lavorato sodo in questi 4 anni per portare attivamente questo programma anche alle orecchie dei cintesi, visti gli innumerevoli incontri che abbiamo fatto, quindi non vediamo l'ora di rimetterci in marcia assieme a tutti i cintesi.